Dopo la vittoria al Cardiopalma contro il Brusaporto, l'Este vuole tornare a vincere anche in casa, dove la vittoria manca da 19 giorni. Amici giallorossi, fischia Medei, Este Villavalle, si parte, divertiamoci. Mecca, metti in mezzo per Torri, esce bene Moroni che blocca. Cagliari cerca un guizzo, trova Dallago, c'è il movimento di Cola, Dallago l'ha visto, grande palla per Cola. In aria si divide in basso, c'è Menato che chiama il pallone, ma Cola vuole mettersi in propria anche calciare. Si è messo nelle spalle l'Este Cola e con il destro potente batte Offredi e dopo 13 minuti porta avanti l'Este 1-0. Bellandi cambia passo, vuole prendersi il fondo, palla in mezzo per Torri, solo illusione della rete. Caccin, zero a tiro, fatti calcia con il destro largo. Posizione per l'Este, in 5 a saltare, si stacca Piccardi, parte Cagliari, palla in mezzo per Giacomazzi, palla che passa, occasione. Bellandi resiste al tentativo di break da parte di Caccin, poi grande palla per Siani che scappa in velocità, dal lago ancora Siani, in area Siani, Moroni ci mette una pezza. Siani ha recuperato la palla, tutto regolare secondo Amedei. Siani allora calcia con il destro, Moroni si allunga la manda in angolo. Amedei dice che basta così per il primo tempo, finisce 1-0 per l'Este. Si riparte con il secondo tempo, con il vantaggio dell'Este con il gol di Cola. Arriva il fischio di Amedei, allora si riparte con la seconda frazione. Valenti avanza lui, in aria Nava, Torri e Lancini. Ma Valenti calcia! Moroni la manda in angolo. Ci sta ancora il Villavalle, pressa Cagliari. Parte il cross, deviato da Zanetti, torna buona per Siani, ancora con il destro! Moroni ancora in angolo. Palla che torna buona per Zaccariello che stoppa e destro! Moroni un gatto! Menato la lascia passare per De Vido che si è neutralizzato, De Vido con il destro! Offre deviazione, sì, calcio d'angolo. Caccin, avanza lui. Aperto a sinistra dalle zone di Vido, che vuole puntare. Ancora De Vido, doppio passo. Poi scarico di nuovo per Caccin che aspetta e calcia! Il capitano dell'Este con una volley magica trova il raddoppio. Qui lo scarico di De Vido per Caccin che aspetta, esita e poi con il destro potente batte Offredi, trova il 2-0 e mette il ghiaccio per partita. Buono il lancio a cercare Cola che prova a prendere velocità contro Bellandi, l'ha saltato Cola che se n'è andato, poi Cola sterza, calcia! Bellandi che intervento. De Vido, da lì può inventare. Sterza De Vido, poi si accentra, calcia! Sul fondo. Calgaro, è caduto un difensore del Villavalle, ma tutto regolare secondo Amedei. Cagliari, tacco per Tuse con il destro largo. Destino scritto, l'Este torna a vincere anche in casa. Grazie per averci seguito, ci vediamo al prossimo appuntamento a Natana dei Lupi contro la Luparense. Un saluto da parte di Davide Mescoli.